Buongiorno Italia! Mamma mia che giornate insulse, perché? Oh Singano, ma te ne ha sempre una? Allora mi chiama Alessia ieri per dirmi che praticamente è passato il corriere SDA a prendere su il disco da mandare all'Assegate in assistenza, ok? Il problema è che quel disco doveva andare con UPS, c'era l'etichetta UPS fuori, cazzo! Adesso SDA praticamente mi ha preso il disco e non si sa dove cacchio è. SDA non risponde al telefono, da 2 giorni che provo dalla mattina alla sera. Chiami il numero verde, perché se vai nel sito SDA ti dicono chiamare per assistenza al numero verde tot, e al numero verde ti rispondono le poste che dicono che non c'entrano nulla con SDA. Li ho già chiamati 3 volte, quindi è una cosa al limite del ridicolo. E adesso sto andando appunto a Venezia a spararmi 70 km apposta per andare a recuperare il disco, a vedere dove cacchio è. È un periodo abbastanza stressante, oppure ricco, straricco, ultra mega miliardario di rotture di coglioni. È una cosa incredibile. Più il navigatore che mi dà comandi di continuo, gira di qua, vai di là, ma no! È perché ho il tempo contato, se no andavo di là e non ho capito, devo sempre ascoltare lei che mi dice dove andare e cosa fare. La voglia di buttare via mezza giornata di tempo e i soldi del gasolio, non dimentichiamolo, cioè, ma robe pazzesche, cioè c'è un numero di telefono che non risponde da 2 giorni, è una cosa pazzesca. Poi vai a leggere nelle recensioni su Google, effettivamente tutti sparano merda e parlano anche di questo problema, però ragazzi, cioè gli si paga quelli dell'SDA, non è che ti portano la roba gratis, hai capito? Singano, ma dove è finito l'ottimismo? Cioè, ottimismo, gran calma, cioè non è che uno deve gioire per tutte queste rotture di palle, L'ottimismo è che prima o poi finirà, nel senso, tanto prima o poi morirò, finirà tutto, quindi che peso dare a tutte queste rotture di palle? Sì, vero, ma anche tralasciando il morire, anche tra un anno sarà tutto finito, ce ne saranno altre per carità, però queste non ci saranno più probabilmente. O starò ancora aspettando l'hard disk da SDA. Ovviamente adesso, essendo strutture grandi, nel senso organizzate, non è che dicono ci scusi signor Singano, le rimborsiamo anche il trasporto, le rotture di balle, il tempo eccetera. No, figurati. La mia sfiga è infinita. Sono, guarda, qua fuori da SDA, all'ingresso c'è un camper di zingari con dentro gli zingari. Cioè io non ho parole, come cazzo faccio a lasciare qua il camper parcheggiato e andare dentro? Non ho parole Italia, non ho parole, pazzesco. Ok Italia, ho fatto! Mamma mia, da diventare scemi. Ok, il camper l'ho tenuto davanti, quindi sempre a vista, quindi la zingara non ha fatto nulla, era sempre tenuta sott'occhio. E poi sono rimasto chiuso dentro, ho dovuto praticamente scavalcare, vabbè, pazienza. Che culo. Quindi Italia, sai che un giorno quando vedrai i video della Puglia saranno stati non sudati di più. Porca miseria, c'hanno una sfiga dietro quel viaggio lì che metà fa basta. Beh, già che ho fatto tutta questa strada, che faccio? Torno indietro? Col cavolo, andiamo a puntinare una cosa che ho trovato nelle mappe. 1,1,99 qua. Potevo fermarmi. Campagna Lupia. Qua tutta la campagna che vedi è Lupia. Stavo notando, da Jesolo fin qua è pieno di nubi di moscerini che fanno tipo l'effetto cono, cilindrico, tornado. In camera non li vedi, ma io li vedo qua a sinistra, guarda, 1, 2, 3, cioè miliardi e miliardi di moscerini. Mai vista una roba del genere? E tutti a cono così, no? È strano, guarda che roba. È un curiosissimo fenomeno naturale, perché è da 60 km che va avanti sta storia dei moscerini, no? E io ne sono molto incuriosito, se vuoi la verità. Se vuoi una bugia, no. On the strada again, ta-na-na-na-na-na. È il capitano che vi parla dal diario di bordo. Abbiamo una temperatura di 28 gradi centigradi, percepita 57. Allacciate le cinture, grazie. Singano, ma davvero il Veneto è così come ce lo descrivi? Sì, cioè bisogna proprio venirci per capire la pesantezza dell'umido che c'è qua, mamma mia. Beh, per carità, sono anche circondato da acqua, guarda. 1,199 anche qua, QR carburanti. La faccio al ritorno anche a massa. Velocità di crociera 68 km/h. No, mi ero rovinato, cioè se era tutto così bello, no, mi è sorpassato, cioè sembrava tipo una highway così, no? Niente, dai. Ma sì, dai, un po' di fantasia, guarda qua, e moto che passano la Route 66, guarda,
Come dice mia nonna, serve andare fin là, serve andare fino a là, sì, forse sì, ok, la battuta, però anche qua abbiamo gli immensi nulla, con le strade lunghe, la Romea 66, un camper là, cacchio fa un camper là? Se lui si è seduto, guarda, qui tavolini, qua Scioretta a guardare i campi, che forte! Hai presente il marito che dice alla moglie: Norina, vieni con me che te porto il piantaion de Bieto, traduzione, Elenoir, vieni che ti porto con me a visionare le piantagioni di barbabietole. Velox limite 50 perché al di fuori della corsia, seppure all'interno della careggiata, si è aperta il guardrail. Ok, ma cosa c'entra il cartello andare in 50? Ok, la segnaletica che fa la continuazione del guardrail al di fuori della corsia, ok, ma il cartello, cioè vedi tutti sti sprechi e ste robe insulse, che uno continui ad andare ai 70. Qual è il problema? Perché deve decelerare e andare ai 50 quando non c'è nulla che gli impedisce di correre ai 70 nella propria corsia? Cioè vedi, questo è l'assurdo dell'Italia, porca miseria, che ogni tanto mi fa dire: porco can, divento marocchini italiani, manco l'hanno i guys che i cartelloni del 50 e non li mettono, ecco. Tutta questa gente è la mamma dai facili costumi, perché ti sorpassano e dopo ti frenano. Che cazzo mi freni, cioè? Attenzione, 2,4 tonnellate a 300 metri, il cartello era nascosto, adesso vediamo, perché ho paura che ci siano ponti. Esatto, 2,4, io sono tipo il doppio. Vabbè, ci gireremo allora. No, perfetto, guarda. No, Italia no. Potrebbe andare a piedi, manca 3,3 km ai Casoni. Ok, potrei parcheggiare qui il pulmino e andare a piedi, hai capito? Perché qua hanno messo anche, vedi, il riduttore 2,40. Adesso non so se fa retro, però c'è passato il tipo là. Come ha fatto a passarci lì? È passato in parte, probabilmente, che adesso ha piovuto e... E vai, tutta in retro! Perché devi prenderti il camperazzo lungo 7 metri e quindi non puoi più far niente, andare da nessuna parte, nonostante la gente che ce l'ha dica: no, con 7 metri vai dappertutto, fai le stesse cose, parcheggi dove vuoi, sto perde coglioni. Vabbè, ma già le sapevo, ovviamente, come ti ho già detto tante volte ste robe. Io sapevo che una volta preso i 7 metri sarebbe finito il divertimento, lo sapevo già, però ripeto, io ho bisogno di vivere e lavorare in camper, bene, non alla wild l'ho fatto per 3 anni, basta, cioè da mone sacrificarsi per più tempo ancora, insomma, ecco, se non si è predisposti o disposti. Sì, no, buongiorno, sono indisposto. E partenza! Che comoda la mia nuova... Che comoda la mia nuova sella. Cioè non c'è più il devasto anale. Guarda, le moderne tecnologie. Così anche in bici posso dire: on the strada again, ta-na-na-na-na-na. Eccolo!